Buongiorno, buon inizio settimana e ben trovati all'appuntamento con A Voi la Linea. Abbigliamento, calzatura in particolare, non idoneo alle escursioni e scarsa conoscenza del territorio. Sono queste le cause più frequenti degli incidenti che si verificano in montagna. Dopo i molteplici episodi degli ultimi giorni che hanno coinvolto persone con diversi livelli di preparazione e anche età diverse, abbiamo fatto il punto con Simone Marcuzzi, tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Sentiamo. Simone Marcuzzi, negli ultimi giorni abbiamo raccontato di diversi interventi da parte vostra, interventi di soccorso in montagna, coinvolte persone di diversa provenienza, di diversa età. Com'è un po' la situazione? Ci racconti che cosa sta succedendo sulle nostre montagne? Buongiorno, quello che stiamo vivendo è il mese di agosto. Il mese di agosto per noi è sempre stato un periodo intenso. Penso perché molto semplicemente la frequentazione alla montagna in periodo di ferie, quindi la frequentazione alla montagna è ai suoi massimi, e essendoci molte persone è chiaro che aumentano anche il numero degli incidenti. Ecco, quello che si assiste è che la montagna viene frequentata da, come ha detto lei, un grosso ventaglio di appassionati e di fruitori, dai più ai meno preparati, e quindi è chiaro che magari in questo periodo dell'anno, complice le ferie, si riversano in montagna anche persone che non la conoscono molto bene e si generano un po' situazioni un po' così di difficoltà in cui dobbiamo intervenire. Ecco. Allora c'è qualche consiglio che si sente di dare ai frequentatori della montagna per evitare, insomma, di finire in situazioni di questo tipo? Ma sì, bisogna ricordarsi che la montagna ha i suoi aspetti caratteristici. Comunque la montagna ha una sua imprevedibilità, soprattutto per esempio le condizioni meteo, anche giornate molto stabili, molto soleggiate, molto calde come quelle che abbiamo vissuto recentemente. In montagna è piuttosto normale che riservino un cambio delle condizioni nel tardo pomeriggio. Con l'umidità che si addensa durante la giornata e ti arriva il temporale, diciamo, o l'abbassamento dei nubi. Situazione che in città non provoca alcun disguido, in montagna può creare complicazioni perché ci si bagna, si prende freddo, cala la visibilità, diventa scivoloso, sdrucciolevole il fondo su cui si cammina e si può scivolare e farsi male, insomma. Il consiglio può essere quello di tarare, insomma, le proprie gite affinché questo non succeda. Se tariamo la gita finché rientriamo nel primo pomeriggio abbiamo evitato il temporale serale, per esempio. Sempre molto importante cercare di pianificare un po' le gite, pesarle, dosarle in base alle proprie capacità che solo ogni singolo può conoscere, insomma. In questi interventi fatti negli ultimi giorni abbiamo assistito a situazioni in cui magari il sentiero era affrontato con un po' troppa leggerezza, ecco, con abbigliamenti e calzature non propriamente adatti al luogo e con scarsissima conoscenza del percorso che si voleva effettuare. Poi ecco c'è magari Quindi, qualcuno che si avventura fuori dai sentieri e insomma se non si conosce bene il territorio questo può diventare rischioso. ma sì, più che avventurarsi fuori è che probabilmente viene smarrita un po' quella che è la traccia del sentiero principale, appunto magari causa stanchezza che fa perdere un po' la lucidità o appunto un po' di nebbiolina che fa perdere un po' di visibilità o anche talvolta distrazioni e non ci si accorge che sia imboccato quella che è un calpestio di animali selvatici del bosco anziché essere un vero e proprio sentiero. E ci si ritrova magari a venire così condotti in luoghi un po' più impervi, dove si va in difficoltà di movimentazione. Ecco, sarebbe importante mantenere la lucidità e accorgersi che qualcosa non va. Se la gita che avevo pianificata era su un sentiero facile e all'improvviso mi ritrovo sul ripido, sul roccioso, è evidente che ho sbagliato qualcosa ed è meglio che torno indietro. A volte la montagna tradisce anche chi la conosce meglio, mai sottovalutarla. Ma sì, come dicevo prima, ci sono dei pericoli oggettivi, si mettono in atto azioni per ridurre al massimo il rischio, ma i pericoli rimangono, insomma, la caduta a sassi è il più tipico,
ci sono animali che vivono in montagna che possono muovere dei sassi sopra di noi, sassi che poi se ci arrivano addosso ci fanno male e quindi complicano la giornata, e questo può capitare anche al più esperto degli alpinisti. Andiamo adesso in centro a Udine, dove la storica gelateria bar Beltrame ieri era uno dei pochi locali rimasti aperti ad accogliere turisti e residenti. Sentiamo Paola Treppo in collegamento dal centro. Paola. Sì, eccoci, siamo nella storica pasticceria Beltrame di Udine, uno dei pochi locali che ieri a Udine sono rimasti aperti nonostante il Ferragosto, ed è stato il locale preso letteralmente d'assalto, come ci hanno detto poco prima gli addetti dietro il banco. Claudia, com'è andata? C'erano parecchie persone, volevano fare colazione, ci ha fatto piacere avere anche un po' di turisti. Ci è dispiaciuto chiudere verso le 2 perché c'erano ancora persone che volevano approfittare di questo locale aperto, tra parentesi, no? Ecco, quindi la parte di apertura è stata quella della mattina. Turisti, avete capito più o meno da dove arrivavano? C'erano un po' di tedeschi principalmente, per il resto non lo sappiamo perché abbiamo parlato in tedesco, di conseguenza abbiamo dato per scontato che erano austriaci. Potevano anche essere sloveni. Ecco, invece anche tanti clienti, fedeli al locale sono rimasti a Udine e sono venuti a fare colazione qui. Certamente, questa è una pasticceria storica e noi volentieri ospitiamo ogni mattina le solite persone, la nostra famiglia a fare colazione. Ecco, anche voi quindi ieri, nonostante il Ferragosto, insomma, avete lavorato anche voi come dietro il banco per i clienti? Molto brio e molto veloci. Siamo stati molti di più e anche molto più impegnati di oggi. Ecco, quindi insomma un afflusso, ci hanno detto, superiore alla media. Insomma, qualcuno si è lamentato per il caldo, qualcuno ha detto che stava rientrando o partendo per le ferie? Caldo sì, tutti più o meno avevano caldo, perché quando c'è sole da questo lato qua dove ci sono più sedie le persone cercano un spicciolo di ombra, diciamo così, però nonostante caldo tutti erano contenti di stare qua con noi. E nonostante il caldo, insomma, anche un cappuccino e una brioche per cominciare bene la lunga giornata è calda, la lunga giornata di Ferragosto che ha chiuso, diciamo, questa prima fase delle vacanze. Cappuccino e brioche Beltrame, a tutte le ore. Allora ringraziamo Claudia, anche tutto lo staff della gelateria e pasticceria Beltrame, storico locale di Udine. A voi la linea. Grazie anche a te Paola. Tifosi nuovamente negli stadi ma con Green Pass. La vita degli sportivi, praticanti e non, è ancora condizionata dal Covid e dalle restrizioni che cercano di limitare i contagi. Lo sa bene l'ex difensore dell'Udinese e della Juventus, Gigi De Agostini, che oggi gestisce a Savorniano al Torre una scuola calcio. Ci racconta tutte le problematiche del quotidiano. Sentiamo. Per la prima di Coppa Italia, tifosi nuovamente allo stadio, un avvenimento perché mancavano da più di un anno. Gigi De Agostini, grande ex calciatore, adesso porti avanti l'attività sportiva con la tua Academy. Cosa significa? Anche a livello di ripartenza, ma un po' di tutto. Beh, un bel segnale perché il calcio senza tifosi non è la stessa cosa, no? E quindi è stato bellissimo rivedere, almeno in parte, riempirsi così le tribune, insomma, dello stadio. Ci vuole però il Green Pass, una misura insomma, che serve, utile. Eh sì, serve perché purtroppo non tutti sono vaccinati e quindi per accedere a determinati eventi o a determinate strutture è necessario, quindi bisogna fare di necessità virtù. E proprio a proposito di strutture di Green Pass, tu con la tua scuola calcio come ti trovi? Come state gestendo questo momento particolare? Perché mi sembra che ci sia un po' di confusione anche a livello di interpretazione delle norme, no? Sì, giustamente come dici tu, purtroppo le cose cambiano in continuazione ed è difficile stare un po' dietro a tutto. Adesso è venuta fuori questa storia qui che appunto per accedere anche agli spogliatoi bisogna avere il Green Pass, quindi
ci dovremo adattare anche a questo. Per quanto riguarda il resto siamo abbastanza tranquilli perché gestiamo la nostra struttura all'aperto e quindi non dovremo avere problemi. Tra l'altro tu mi dicevi ai bambini, cioè comunque di età inferiore ai 12 anni, quindi per certi versi più facile o com'è? No, è più facile per la gestione per quanto riguarda la pandemia nel senso del Green Pass, però è più difficile perché devi spiegare anche, fino a poco tempo fa non si poteva fare neanche con i bambini, per esempio le partitine, e quindi spiegare a un bambino dai 5 agli 8 anni che non si può giocare, no? Che non si può fare, ma solo esercizi con distanziamento individuale non è stato sicuramente facile. Adesso le cose sono migliorate, si può ripartire con le partitine, però rimane sempre questo alone, no? di incertezza che insomma la sanificazione, la misurazione della temperatura, poi non si capisce adesso se l'autocertificazione la devi fare ogni allenamento o basta farlo ogni 14 giorni, quindi noi anche l'anno scorso tutti gli allenamenti che abbiamo effettuato, quando almeno c'era la possibilità, abbiamo dovuto far fare l'autocertificazione a ogni allenamento ai bambini e anche poi agli adulti, perché la sera poi noi affittiamo agli adulti. Ma ti chiedo, com'è stato lo scorso anno che eravamo veramente in balia, no, dei dati sui contagi eccetera, portare avanti un'attività come la tua? Difficilissimo? Sì, è difficilissimo perché tra l'altro stiamo anche ultimando la costruzione perché abbiamo dato precedenza al campo agli spogliatoi, adesso stiamo terminando anche il locale multifunzione, quindi puoi immaginare anche i poveretti di operai che sono andati avanti e sono stati secondo me un piccolo miracolo, ecco, anche. E per quanto riguarda la struttura, sicuramente come ti dicevo non è stata di facile gestione, anche far capire alla gente che purtroppo bisognava rientrare in certi canoni, no? Anche con queste autocertificazioni per ogni partita, per ogni allenamento, insomma, ecco, e sanificazione e tutto il resto, quindi è stato veramente un anno impegnativo. Sì, anche diciamo così portare avanti un certo discorso di allenamenti a livello proprio tecnico, no, di insegnamento. Eh sì, ripeto, siamo andati avanti lo stesso anche quando c'era permesso sia in zona gialla che in zona arancione con distanziamento e allenamento individuale e poi finalmente quando siamo passati in zona bianca abbiamo potuto riaprire alle partitine dei bambini e anche al calcetto dei grandi perché insomma siamo stati chiusi per un bel po' di tempo. Adesso cosa si profila? Come la vedi tu? Ma niente, io spero che le cose migliorino, che questa pandemia vada in quel paese, per così dire, non si può dire di peggio, no? Per tornare a una vita normale, insomma. Sì, voi siete comunque ormai attrezzatissimi, quindi riuscirete magari a portare avanti un discorso più continuo anche a livello di allenamenti, no? Sì, beh certo, cercheremo di adattarci a ogni situazione per dar modo anche così alle famiglie di poter portare i bambini e agli adulti di poter sviluppare lo sport che preferiscono. Vedi che c'è una voglia infinita di ritornare, cioè anche sul campo da parte dei bambini, le famiglie di riportarli? Sì, tutti hanno voglia di riportare, di ritornare alla normalità, ecco. Pensa anche che potevamo, così al nostro sito poteva accedere solo un genitore per bambino, insomma, anche, quindi eravamo limitati anche nella presenza, mentre magari i genitori vorrebbero vedere i propri figli che si allenano e imparano qualcosa. Adesso cambia in meglio? Ma, mi auguro che cambi in meglio e andiamo avanti perché non possiamo fare altro. E noi adesso vi lasciamo un attimo per la pubblicità. Bentornati con A Voi la Linea, torniamo in centro a Udine dove la nostra Paola Treppo si è spostata in piazza San Giacomo per vedere com'è la situazione lì. Paola, cosa succede? Sì, eccoci, siamo con Silvio, siamo in piazza San Giacomo, ieri i locali, ci spiegava il titolare delle Italian Secret, erano tutti aperti qua in piazza San Giacomo nel salotto di Udine, però non c'era gente. No, poca gente, fino alle 5 poca gente.
Quindi mattina anche poca gente? Sì, mattina pochissima. Avete lavorato quando alla fine? Dopo le 5 fino alle 2 di mattina, insomma. Ecco, i suoi colleghi, insomma, pensavano che ci fosse più turismo, più udinesi ad esempio, non so, a mangiare qualcosa qui? No, gli udinesi c'erano, mancano i turisti. È quello che noi facciamo con i turisti. Ecco, verso che ora poi è arrivata la gente? E dopo le 5? Ed erano turisti, stranieri? No, normale, gente Friulani della regione? friulani, italiani, insomma, ecco così. Ecco, adesso noi siamo all'interno del locale, ma all'esterno effettivamente si vede che oggi la situazione è cambiata, c'è molta più gente e non sembra quasi neanche un giorno estivo. No, ma prima della pandemia c'erano 10 volte di più la gente. Ecco. Ecco, diciamo rispetto agli altri lunedì dopo Ferragosto, come le sembra la giornata di oggi? Ma poca roba. Poca roba, comunque insomma non c'è molto movimento in base insomma, al titolare neanche oggi, ci sono diversi tavolini comunque occupati, c'è anche chi vuole mangiare, adesso è il momento del pranzo. Sì, è il momento del pranzo, adesso arriva la gente, insomma. Ecco. Come le sembra in generale questo agosto, questo primo agosto, questa prima quindicina di agosto legata comunque alle ferie? È molto diverso da prima, ecco, è molto più calmo e poca gente, ecco, manca la gente. Ecco, come personale avevate maggiore necessità di persone durante le altre stagioni? Le persone non si trovano e adesso assumiamo addirittura tutti extracomunitari. Ecco, quindi paradossalmente il lavoro c'è, a questo punto però non ci sono persone. Il personale italiano non c'è, non vuole lavorare, non vuole venire a lavorare, insomma. Insomma un po' un problema nel problema, pandemia, carenza di personale di cui spesse volte abbiamo parlato, insomma anche questo Ferragosto che non ha dato insomma il turismo che ci si aspettava. Sì, perché Udine a voglia no, c'era turismo, ecco. Adesso come vede c'è qualcuno ma non eccessivamente persone, insomma. Insomma non vi aspettate una situazione diversa per la prossima quindicina di agosto? Ma speriamo. E cosa vuole che dica? Non sappiamo, perché un giorno c'è tanta gente, un giorno c'è poca gente. Insomma bisogna un po' vedere giorno per giorno quello che è il movimento delle persone, questo magari vi crea problemi anche per quanto riguarda le scorte, insomma il magazzino immagino. Sì, quello è relativo, ecco. Le scorte noi ce le abbiamo sempre. E come le dicevo prima, manca la gente. Insomma manca la gente, mancano le persone, mancano i turisti che insomma in passato venivano a visitare Udine. Allora ringraziamo Silvio qui da Piazza San Giacomo, ti restituisco la linea. Grazie Paola, grazie a fondi ministeriali reperiti attraverso un bando, il comune di Pordenone è pronto a recuperare 2 luoghi simbolo della città ormai in stato di abbandono da anni, il vecchio birrificio e l'ex battiferro. L'intenzione dell'amministrazione Ciriani è quella di creare alloggi e sedi per le associazioni. Sentiamo. Grazie a fondi provenienti da un bando ministeriale saranno impiegati dal Comune di Pordenone per riqualificare 2 edifici storici della città ormai inutilizzati da anni, l'ex birreria e l'ex battiferro. La prima è una struttura storica di archeologia industriale in condizioni di grave abbandono nei pressi della questura. Riportarla a nuova vita è una scommessa. Devo dire una cosa, mi faccio una domanda, chi avrebbe mai scommesso un centesimo sulla possibilità reale, percorribile di rimettere a nuovo quell'edificio così bello ma anche così abbandonato? Credo nessuno. In realtà siamo riusciti con un lavoro faticoso e anche in grande velocità a vincere questo bando nazionale che ci consentirà di ritornare alla città un edificio splendido, bellissimo, carico di storia. La funzione sarà duplice, da un lato housing sociale, quindi né case popolari né case di lusso, ma per dare una risposta a quella fascia intermedia di popolazione che chiede residenza, e dall'altro direzionale, quindi poterci mettere dentro servizi o altre attività per rendere anche vivo quell'edificio. Se ci pensate, accanto alla riqualificazione complessiva di via San Valentino e via Piave, il nuovo parco di San Valentino, la questura e i lavori futuri di sistemazione dell'abitato di via Colonna, ecco la ciliegina sulla torta era proprio l'ex birreria.
un luogo simbolo di Pordenone pronto a rinascere. È un edificio simbolico perché ovviamente ricorda quelle che erano le attività produttive che si sono insediate lungo tutti i corsi d'acqua della città. Allo stesso tempo è un elemento giustamente vincolato dalla soprintendenza e quindi è un'architettura che va recuperata nel rispetto di quello che è la storia, il passato e la sua immagine iconica nel contesto cittadino. L'intervento complessivo è di 7.350.000 euro. Diciamo che andiamo a completare un territorio che lega Pordenone con il quartiere di Torre, dove stiamo facendo tantissimi altri lavori, e pertanto andremo a completare un territorio che è importante sia sotto l'aspetto del numero dei cittadini, ma sotto l'aspetto anche dei servizi che il Comune intende dare a questa parte di città. Nel piano delle riqualificazioni sarà recuperato anche l'immobile ex Battiferro nell'area dei laghetti San Carlo. Si tratta di un pezzo della nostra memoria, della nostra storia, è incastonato in un luogo bellissimo, cioè in quel percorso ciclopedonale che abbiamo inaugurato qualche anno fa e che collega i laghi di San Carlo alla pista che porta al Beato Dorico e poi arriva al Maglio, un luogo magico con questo edificio che ormai è un rudere. Bene, abbiamo presentato questo progetto, abbiamo vinto il finanziamento e quindi anche questo diventerà un luogo da un lato per un alloggio in un posto davvero incantato e dall'altro lato sedi per le associazioni. Dato che la vita culturale e associativa di Pordenone continua a crescere, fortunatamente c'è bisogno anche di questi spazi. In questo caso l'intervento è di 2.100.000 euro. L'ultimo tassello di rigenerazione riguardo all'ambito proprio del lago di San Carlo, dopo la pista ciclabile che è stata realizzata e che ha un grandissimo successo, che connette appunto il parco di San Valentino, il parco di San Carlo, poi con i laghetti Tomadini, il battiferro era un elemento indispensabile per completare questa rigenerazione. E anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon pomeriggio.